Siamo al Parco Giardino Sigurtà con Andrea Agnesato, che è un artista veronese che abbiamo voluto coinvolgere per questo progetto. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ciao. Chiediamo subito ad Andrea come è avvenuta questa collaborazione con il Parco Giardino Sigurtà. Noi lo sappiamo, ma lo raccontiamo al nostro pubblico. Ma guarda, molto semplicemente sono stato contattato direttamente dal parco qualche mese fa e ho avuto il piacere di fare con Giulia un bellissimo tour completo del parco quando era ancora chiuso e ho raccolto qualche ispirazione e quindi dopo circa un mese eccomi qui a presentare questa nuova piccola opera ambientata appunto qui ai giardini acquatici. Siamo infatti davanti all'opera che Andrea ha pensato per Parco Giardino Sigurtà, che è Baby e Johnny ai giardini acquatici. Ma come mai la scelta di questo luogo e di questa coppia famosissima? Allora guarda, io normalmente ho sul telefono una lunghissima lista di film, di scene da film che io amo, che sono appunto tra le mie preferite e una lunga lista di luoghi cittadini con i quali, come dire, ho un certo legame. In questo caso, come dire, la scintilla è scoccata in modo un po' diverso perché appunto non avevo assolutamente nessuna idea prima di venire qui, ma vedere questo laghetto così romantico mi ha fatto proprio pensare a questo film, che è un film insomma, generazionale, che ha segnato un'intera generazione e devo dire ho proprio avuto la visione di questi due protagonisti che facevano le prove, diciamo, per questo ballo finale. Il ballo finale è quello che tutti conosciamo, quello dopo la famosissima frase, adesso non la so forse perfettamente, ma nessuno può mettere Baby in un angolo. E il ballo è quello che conclude il film, l'apoteosi proprio dell'amore tra queste due persone. Quello che rappresento io invece è la scena, come dire, un po' più intima, nella quale i due stanno facendo proprio le prove per questa famosissima presa in cui lui solleva lei, e le prove vengono fatte in un laghetto nelle vicinanze del resort dove Baby appunto stava soggiornando. Andrea, ne approfittiamo anche per chiederti con che tecnica hai realizzato quest'opera e anche come mai decidi di scegliere appunto dei luoghi iconici in questo momento, come dire, local, no, della realtà veronese. Allora, sulla scelta dei luoghi sono convinto che debba esserci una conoscenza diretta del luogo per fare scattare quel qualcosa dal punto di vista dell'abbinamento luogo-scena. Quindi in questa fase mi sono effettivamente concentrato a rappresentare solo luoghi che per me significano qualcosa, che per me hanno un vissuto. Questo non toglie che nel futuro, già adesso è iniziato, ehm, andrò a rappresentare anche altre località al di fuori del territorio strettamente veronese, però località nelle quali, come dire, vado a fare dei sopralluoghi, me le faccio raccontare da amici che magari ci vivono, e questo mi permette di entrare proprio in contatto diretto con lo scorcio che poi vado a rappresentare.
Dal punto di vista della tecnica, le mie opere sono delle illustrazioni digitali, fondamentalmente, che realizzo con Illustrator. Tecnicamente si parla di grafica vettoriale, quindi un tipo di grafica molto pulita perché viene descritta da curve matematiche, quindi la cosa che a me piace è proprio questa libertà del poter avere delle rappresentazioni che possono essere fatte in piccolo o in grandissimo senza mai perdere la definizione, la qualità, la brillantezza dei colori. Ringraziamo allora Andrea Agnesato per la realizzazione di quest'opera, I giardini acquatici del Parco Giardino Sigurtà. La troverete a brevissimo sui nostri social e sui canali di Andrea. Grazie. Ciao, grazie a voi.